I magistrati della direzione distrettuale antimafia di Palermo hanno avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Alessandro Mandracchia, 47 anni, arrestato dai carabinieri lo scorso anno in uno blitz del comando provinciale di Agrigento collegati alle attività di indagini contro i clan mafiosi di Villa Sete e Porto Empedocle. L'agrigentino, operatore ecologico, è accusato di detenzione, porto di armi comuni da sparo e da guerra e munizioni, detenzione e porto di un'arma clandestina, ricettazione di una pistola e utilizzo di denaro di illecita provenienza. La prima udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 4 dicembre davanti il giudice Lorenzo Chiaramonte. La sua posizione era stata separata da quella degli altri 52 imputati a causa della mancata notifica di un avviso al suo avvocato. Nel corso della perquisizione in località Fondacazzo, all'esterno di un terreno di proprietà dell'uomo, è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale. Armi e munizioni erano state nascoste tra la vegetazione e un albero abbattuto all'interno di 2 bidoni. Una pistola mitragliatrice calibro 9 con 2 caricatori vuoti, uno e con 20 cartucce inserite calibro 9x19, un revolver Taurus con matricola punzonata, un revolver Smith & Wesson, risultato oggetto del furto consumato il 20 novembre in un'abitazione di Ragalmuto, una pistola priva di marca e matricola, una pistola mono, colpo, una granata fatta brillare dagli artificieri perché ritenuta molto pericolosa, 19 cartucce calibro 22, 63 cartucce calibro 9, 37 cartucce calibro 38 Special, 2 cartucce calibro 7,65, 40 cartucce calibro 9x19.